Però... Scusa. Ci siamo già? Non ci sei dove è andato? Mito. Buongiorno a tutti, ci ritroviamo insieme per un momento di saluto a tutto l'istituto e soprattutto per dire il nostro grazie per questo anno scolastico che è appena passato. Vuole essere questo un momento di comunità, un momento di amicizia e anche di preghiera, perché tutto quello che ci è stato donato dal Signore e a Lui vogliamo dire il nostro grazie. Per cui ci salutiamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della gioia, il Dio della festa, sia con tutti voi e con lo Spirito. Ci mettiamo in ascolto di un brano del Vangelo, tratto dal Vangelo di Giovanni. È una delle prime pagine che l'Evangelista scrive e ha a che fare proprio con dei giovani in gamba come voi. Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con 2 dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i 2 discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che significa maestro, «dove abiti?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei 2, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa», che vuol dire Pietro. Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea. Incontrò Filippo e gli disse: «Seguimi». Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo incontrò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret». Natanaele esclamò: «Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Ho scelto questo brano del Vangelo perché mi pare parli di amici che si incontrano e soprattutto esprima un grande desiderio di ricerca. I primi 2 discepoli si mettono alla ricerca di qualcosa di importante nella loro vita, di qualcosa di essenziale, anzi di qualcuno di essenziale. E quando Giovanni il Battista vede passare Gesù, da buon educatore, da buon insegnante, mostra loro la strada da percorrere, quella che li porterà ad incontrare Gesù. In questo anno scolastico credo che in molte occasioni noi insegnanti vi abbiamo mostrato delle strade da percorrere, delle strade che dal nostro punto di vista portavano al vostro bene, al bene più grande, che è la piena realizzazione di voi non soltanto nel successo, non soltanto nella bellezza dei voti presi, ma soprattutto nella completezza del vostro essere persone responsabili, persone che sanno impegnarsi e sanno donarsi agli altri. Ma non basta soltanto che ci sia un educatore, un insegnante che dice quella è la strada del bene. Bisogna che ci sia il passaparola tra di voi, che anche voi sappiate dire al vostro amico, alla vostra amica, al vostro compagno: guarda che vale la pena di spendersi per questo. E l'estate è l'occasione più propizia per farlo.
Ed è anche l'augurio allora che vi rivolgo. L'ho già fatto ai miei alunni nei saluti nelle diverse classi. Durante quest'estate spendetevi per qualcosa di bello, spendetevi per qualcosa di buono. Le occasioni non mancano. Basta solo che apriate il sito del comune di Padova o dei vostri comuni di appartenenza, il sito della diocesi e della pastorale giovanile, della Caritas, tante occasioni per fare del bene agli altri, ma soprattutto per fare del bene a voi stessi, perché quando si fa il bene degli altri si fa anche il proprio bene. Non dimentichiamocelo mai. In questi giorni ho chiesto a molti di voi di consegnarmi una parola che iniziasse per ricominciare, ripartire, rinascere, risorgere. Ne sono venute fuori tantissime. Vi auguro di trovare la vostra parola, di segnarvela e di farla vostra, quasi come un progetto per quest'estate e per il prossimo anno, quando speriamo di ritrovarci qui. E allora adesso terminiamo con un semplice grazie. Ti ringraziamo, o Signore, per il dono dell'intelligenza e della scienza, per la possibilità di essere istruiti ed educati al bene, per le nostre famiglie che pensano alla nostra crescita, per la comunità della scuola, preside, animatore spirituale, docenti, personale di segreteria e ausiliario, per la bellezza e l'ordine che ci circonda, per i compagni che ci hai donato e gli amici che ci hai fatto incontrare, per le parole che abbiamo ascoltato, letto, scritto, per il bene che abbiamo appreso e compiuto, per le prove che abbiamo superato e quelle che ci hanno ricordato che non si è mai pronti abbastanza, per le esperienze vissute, le gioie e i dolori condivisi. Grazie perché tutto questo è scuola e fa parte della nostra vita. E un grazie a tutti voi ragazzi per esserci stati in questo anno così particolare. Un grazie a tutti i professori per il bene che vi hanno voluto e che continuano a volervi e per il dono che rappresentano per tutta la comunità del Barbarino. Ora la benedizione. Una benedizione che vorrei soprattutto invocare per i ragazzi di quinta che dovranno affrontare la prova dell'esame di maturità, dell'esame di Stato. Che sia un periodo in cui, come ha scritto il Vescovo nella lettera indirizzata a tutti voi, possiate raccogliere davvero i frutti del lavoro che avete compiuto in questi 5 anni qui insieme a noi. Il Signore sia con voi. Il Signore rivolga su di voi il suo sguardo di predilezione e di gioia. Vi doni la sua pace e vi riempia del suo spirito di scienza e di sapienza, perché possiate vivere bene questo tempo estivo, affrontare per chi vi è chiamato la prova della maturità e così continuare a crescere nella vita come ragazzi e ragazze, giovani, uomini e donne responsabili che amano la vita e la servono. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Con tanta gioia, buona estate e buone vacanze a tutti voi.